Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Terremoto al Policlinico di Catania, perquisizioni e sequestro di cartelle cliniche. Ci sarebbero 22 indagati tra medici e rappresentanti di un'azienda che fornisce protesi acustiche. Sono accusati di delitti contro la pubblica amministrazione. Siracusa, motivi economici alla base della lite dell'uccisione di un ufficiale della Capitaneria freddato in strada con un colpo di pistola. L'omicida si è costituito ai carabinieri. Caltagirone, una casa venduta all'asta dietro l'omicidio di un uomo di 64 anni, fermato in poche ore l'assassino, parente della vittima. A Catania, blitz della polizia tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Identificati una decina di parcheggiatori abusivi. I residenti questi controlli ci rassicurano. Operazione antidroga a Catania nel quartiere San Cristoforo, scoperta una drug room protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza. 4 denunciati. Maxi frode fiscale, sequestrati 3,8 milioni alla messaggeria logistica di Catania. 8 società esterne si passavano la manodopera, 22 indagati. A Taormina Film Fest, l'anteprima di Ballerina e un red carpet da sogno. Star americane come Michael Douglas e James Franco incantano il pubblico in piazza. Calcio, Filippo Inzaghi alla guida del Palermo. È fatta. Torre del Grifo, il mercato tra i temi in agenda per Ross Pelligra, atteso a Catania a breve. Bentrovati, in apertura parliamo di sanità. C'è stato un blitz dei NAS al Policlinico di Catania. Ci sarebbero 22 indagati per corruzione tra medici e rappresentanti di un'azienda che fornisce protesi acustiche. Sono tutti accusati di aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione a Catania, Siracusa e Ragusa. Sentiamo Roberta Lunghi. Terremoto al Policlinico di Catania per l'arrivo nel reparto di unità operativa complessa di otorino-laringoiatria dei carabinieri del NAS di Ragusa. I militari hanno perquisito gli ambulatori di otorino-laringoiatria, fonologia e audiologia. Nell'indagine della Procura di Siracusa, coperta al momento da segreto istruttorio, sarebbero 22 le persone indagate tra medici e imprenditori operanti nel settore delle protesi acustiche, tutti indagati per delitti contro la pubblica amministrazione commessi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Sono stati 3 i medici del Policlinico Etneo che martedì mattina, al termine delle perquisizioni dei NAS, sono stati visti lasciare il reparto al seguito degli investigatori. Al centro delle indagini la fornitura e l'utilizzo delle protesi acustiche. Ci sarebbe l'ipotesi di avere favorito l'azienda produttrice di questi presidi. Le perquisizioni dei NAS dopo il Policlinico si sono allargate anche agli studi personali dei camici bianchi coinvolti. Sarebbe stato ucciso per un credito non pagato Giuseppe Pellizzeri, il 37enne ucciso ieri sera in via Elorina a Siracusa. Avrebbe incontrato l'uomo a cui doveva dei soldi per un chiarimento, poi sfociato nel peggiore dei modi. Il trentenne che ha sparato, con precedenti per droga, dopo il delitto si è costituito ai carabinieri. Adesso è nel carcere di Cavadonna. Francesco Aloi. Ci sarebbero i soldi dietro all'omicidio di Giuseppe Pellizzeri. Il 37enne ufficiale della Guardia Costiera sarebbe stato ucciso per futili motivi: l'affitto di un capannone non pagato, movente quindi di natura economica. L'omicidio davanti ad un bar di Via Elorina, una delle principali arterie della zona sud di Siracusa. Nel tardo pomeriggio la vittima e Francesco Mirabella, adesso accusato di omicidio, si sarebbero incontrati per dei chiarimenti. Poco prima, infatti, il fratello minore del trentenne sarebbe stato aggredito dalla vittima. Così i due si sarebbero dati appuntamento per risolvere ogni attrito. Però qualcosa è andato storto e il trentenne avrebbe uscito la pistola, sparando almeno 2 colpi. Pellizzeri è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto. L'arma del delitto sarebbe stata gettata in mare, ma l'uomo avrebbe dato indicazioni ai carabinieri per recuperarla. Già in serata si era presentato al comando provinciale insieme al suo avvocato, raccontando tutto. Ora si trova in carcere a Cavadonna, in attesa dell'udienza di convalida.
Ci sarebbe una casa venduta all'asta dietro l'omicidio di Caltagirone. È stato fermato in poche ore l'assassino, imparentato con la vittima, che si era rifugiato proprio nell'abitazione oggetto del contendere. Lorena Dolci. Ucciso per una casa venduta all'asta e forse non era neanche il vero bersaglio. Si è risolto in poche ore l'omicidio di Raffaele Maruca, netturbino di 63 anni, trovato senza vita nella sua abitazione incontrata a San Niccolò Le Canne, a Caltagirone. In un primo momento i familiari avevano pensato ad un incidente domestico, ma i rilievi sulla scena del delitto effettuati da carabinieri e polizia hanno accertato che si trattava di omicidio. L'uomo è stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco calibro 7,65, 2 dei quali al petto e 1 all'inguine. Grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, nel corso della notte i carabinieri hanno fermato ad Avola Corrado Rametta, 54 anni, che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una pistola con ancora 5 colpi nel caricatore. Oltre all'arma, l'uomo ha fatto ritrovare gli abiti macchiati di sangue di cui si era liberato lasciandoli in un terreno. Subito chiarito anche il movente, legato ad una casa di proprietà dell'assassino che era stata pignorata e venduta all'asta. Ad aggiudicarsela era stato il cognato della vittima, verso cui, proprio per questo, l'ex proprietario covava rancore e sentimenti di rivalsa. Ieri Rametta avrebbe attuato il suo proposito di vendetta, andando a Caltagirone sparando a Maruca, poi tornato ad Avola, rifugiandosi proprio all'interno dell'abitazione contesa. In questa storia di sangue e vendetta manca solo l'ultimo tassello, capire se Maruca sia stato vittima di una vendetta trasversale o si sia trattato di un tragico errore di persona. A Catania c'è stato un blitz della polizia nella cosiddetta voragine di Piazza della Repubblica. Sono stati identificati una decina di extracomunitari, alcuni dei quali facevano i parcheggiatori abusivi in Corso Sicilia. I residenti dicono: tiriamo un sospiro di sollievo, ma i controlli siano giornalieri. Tonino De Mana. Un blitz in piena regola per restituire decoro e sicurezza tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Lo ha effettuato la polizia di Catania che, agli ordini del questore Bellassai, ha portato a termine una vasta operazione nella cosiddetta voragine. Portati in caserma e identificati una decina di extracomunitari che bivaccavano nelle fosse per poi esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi. Dopo i nostri servizi denuncia, l'area del parcheggio a pagamento è stata finalmente liberata ed una presenza costante delle forze dell'ordine fa tirare un sospiro di sollievo ai residenti. Ma speriamo per sempre che non sia un'operazione spot dovuta all'attenzione mediatica che avete svolto in modo eccellente e di questo vi ringrazio. L'impegno del sindaco, che devo dire in una settimana è venuto 3 volte di persona. Questa operazione vi conforta, vi dà speranza oppure no? Ci conforta e ci dà speranza. Nel parcheggio di Corso Sicilia, monitorato anche dalle nostre telecamere per giorni, si respira un'aria nuova e soprattutto sono stati quasi azzerati i danneggiamenti alle auto. E adesso c'è la polizia, si sente confortata? Un pochino, ma non del tutto. Bisogna aspettare e avere più tempo. Già vedere la macchina della polizia mi sento molto più tranquilla. Soddisfatto Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato dei Residenti Corso Sicilia, che si congratula con il questore per l'operazione condotta nella voragine, che rappresenta, si legge in una nota, un segnale forte e tangibile dell'attenzione dello Stato. Apprezziamo l'interesse mostrato dall'attuale sindacatura Trantino per il recupero di Corso Sicilia e delle aree limitrofe, ha detto, con progetti di riqualificazione urbana che mirano a restituire decoro e funzionalità. E in questo contesto che l'intervento sulla voragine assume un'importanza cruciale. Intanto, nell'ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale e dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono in arrivo altri 12 poliziotti per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo questo telegiornale alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure potete inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su questa rete alle 14:30 con l'appuntamento con il sindaco. Nel quartiere San Cristoforo di Catania la polizia ha scoperto un edificio interamente adibito a piazza di spaccio. Per accedervi, porte blindate in ferro e un sofisticato sistema di videosorveglianza e poi botole sul tetto per agevolare la fuga degli spacciatori. Desiree Ferlito.
Un intero immobile adibito a piazza di spaccio, un sofisticatissimo sistema di videosorveglianza, porte in ferro blindate collocate all'ingresso, anche botole sul tetto per agevolare la fuga. Siamo nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove i controlli effettuati dalla Polizia di Stato hanno permesso di denunciare 4 persone, 3 uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 22 e i 33 anni, e di identificare numerosi assuntori di crack presenti all'interno di una drug room realizzata in via Scandurra. Già il mese scorso l'attività di controllo del territorio effettuato dalle squadre volanti aveva permesso di denunciare 2 volte uno stesso soggetto che deteneva droga ai fini di spaccio. In quell'occasione gli agenti avevano rinvenuto poche dosi di marijuana e denaro. In realtà, al momento dell'irruzione, buona parte della droga era stata gettata negli scarichi del water. Pochi giorni dopo un altro blitz aveva permesso di sequestrare altra droga, cogliendo sul fatto uno degli indagati. Insieme alle dosi recuperate è stato sequestrato anche del denaro contanti, 2.000 euro, quasi certamente provento dell'attività di spaccio. Frode fiscale, c'è stato un sequestro milionario a una società logistica di Catania, i dettagli nel servizio di Tonino De Mana. 12 indagati ed un sequestro preventivo di 3.800.000 euro. La scure della Guardia di Finanza si abbatte sulla società Messaggerie Logistica Sicilia SRL, con sede nella zona industriale di Catania, affidataria di servizi di logistica da parte di rilevanti aziende operanti nella grande distribuzione organizzata della Sicilia e sul reticolo di imprese che operavano in subappalto. Gli indagati, 12 come detto, sono accusati a vario titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture, omesso versamento IVA e bancarotta fraudolenta. Le indagini traggono origine dall'approfondimento della posizione di alcune aziende somministratrici di manodopera poste in liquidazione giudiziale in quanto gravate da debiti erariali e previdenziali. Vertice in assessorato alla sanità con un unico punto all'ordine del giorno, il monitoraggio delle liste d'attesa ancora troppo lunghe. Schifani sferza i manager e la burocrazia regionale. Non si può essere, dice, dirigenti a vita. Luca Ciliberti. Liste d'attesa in cima alle priorità tra le criticità da risolvere nel sistema della sanità della regione siciliana. Preso atto di una nuova mole di prestazioni in arretrato da smaltire, migliaia le richieste in tutta la Sicilia, Schifani sferza i manager sanitari e la burocrazia. Sulla sanità, proprio stamattina in assessorato a Piazza Zino a Palermo è stato convocato un vertice con l'assessore Daniela Faroni, con il dirigente della pianificazione strategica Salvatore Iacolino e con tutti i direttori generali delle ASP e delle aziende sanitarie ospedaliere. Il tema all'ordine del giorno recita rilevazione e monitoraggio delle liste d'attesa dal 31 marzo al 31 maggio 2025, richiamando proprio l'articolo del contratto dei manager che fa riferimento agli obiettivi da raggiungere. L'assessore vuole rendersi conto di quanto fatto da ogni singola struttura sanitaria per ridurre le liste. Il monitoraggio punta a comprendere la mole di prestazioni erogate e da erogare nel 2023 e nel 2024, anni in cui si è registrata un'accelerazione, e nei primi mesi del 2025, periodo in cui si è avuto invece un brusco rallentamento con le liste d'attesa che sono tornate a crescere. Dal 27 luglio del 2023 infatti sono stati destinati 48 milioni e mezzo di euro per le aziende proprio su questo tema. L'assessorato adesso vuole tutta la documentazione sul tavolo inderogabilmente entro martedì prossimo per evidenziare le criticità e per mettere a punto i giusti correttivi. Non è escluso qualche intervento sulla legge di variazione di bilancio che arriverà a breve all'ARS. I manager della sanità regionale restano dunque sotto osservazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe compromettere in primis la loro posizione. Ma non basta, Schifani lancia un altro avvertimento, questa volta alla burocrazia regionale, chiedendo le schede di valutazione dei dirigenti entro e non oltre 6 mesi per valutarne il rinnovo. Ho ingoiato la proposta di proroga dei contratti, ma se non arrivano le valutazioni, per ogni singolo dirigente blocco tutto, spiega il presidente. Non si può essere dirigenti a vita, anche per questo la macchina burocratica della regione non è efficiente. Hollywood conquistata a Ormina con l'anteprima di ballerine e un red carpet da sogno. Star americane come Michael Douglas e James Franco incantano il pubblico in piazza. L'edizione numero 71 del Taormina Film Fest celebra il talento femminile e la musica. Eva Spampinato. You're all very lucky to live here. Ciao Sicilia. Hollywood sbarca a Taormina ed è subito effetto wow in piazza 9 aprile. Occhi e telefonini puntati sui divi americani che infiammano il grandissimo red carpet circolare dove sfilano le stelle. Love all of Italy, I love Sicily. Pubblico femminile impazzito per l'attore James Franco. Il resto
incuriosito dal regista Len Wiseman, che è presente in anteprima italiana l'action thriller Ballerina, insieme con l'attore Norman Reedus, più conosciuto per il suo ruolo nella serie Walking Dead. Ma è l'arrivo del mito Michael Douglas che fa scattare l'applauso e lui non risparmia sorrisi e pose al pubblico. E poi la sfilata delle bellissime donne del cinema italiano per una edizione che punta molto proprio sulle donne, come racconta Ilenia Pastorelli, membro della giuria del Taormina Film Fest. Sono molto contenta della frase che noi siamo prima di tutto donne non dive, perché qualsiasi donna è una diva in qualche modo, no? Una edizione, la numero 71, ricchissima di protagonisti, film, panel, masterclass. Sono 5 giorni, ma sembrano già 27 dagli impegni che ci stanno. Una scappata e fuga perché sto girando una serie su Netflix, quindi sono passata proprio per un in bocca al lupo. Tra le novità anche il premio dedicato alla musica. A riceverlo Nina Zilli, che proprio grazie al cinema ha iniziato con slancio la sua carriera. Il mio primo singolo del mio primo disco è stato 50.000, è stato scelto da Ferzanot, perché quindi il cinema è entrato, fortunatamente era già entrato nella mia vita. Un connubio, veramente credo che nell'arte sia qualcosa tra le cose più magiche, ecco. Adesso ci fermiamo, poi parleremo del piano per contrastare la povertà in Sicilia e del processo Rugolo contro il sacerdote. C'è stata una nuova udienza. Restate con noi. È stata presentata a Palermo la misura che rifinanzia la legge per il contrasto alla povertà. 5 milioni di euro sono destinati alle associazioni del terzo settore per fronteggiare la povertà più acuta. La conferenza stampa si è tenuta a Palazzo d'Orleane. C'era per noi Marco Gullà. Nuove risorse per il contrasto alla povertà in Sicilia, la misura che rifinanzia la legge regionale 16 del 2021, disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale, è stata inserita nella manovra di bilancio approvata dall'Ars nei giorni scorsi. Questa mattina a Palazzo d'Orleans la presentazione in conferenza stampa, 5 milioni di euro di finanziamenti a tutte le associazioni che fanno volontariato e che permettono a tante famiglie di superare le difficoltà quotidiane. C'è una nuova povertà creata dal Covid, famiglie monoreddito che fino a qualche anno fa riuscivano ad avere una vita dignitosa e che invece adesso devono rinunciare anche alle cure mediche. Un occhio va dato alle nuove povertà, l'emergenza abitativa e gli anziani, lo dico in una città, Palermo, che è la città più anziana del Mezzogiorno, con una natalità molto bassa e con tanti giovani, Palermo come tutta la Sicilia se non l'Italia, che continuano a migrare, e questo rende l'anziano sempre più solo. Soldi che permetteranno alle associazioni che otterranno il finanziamento tramite bando di realizzare oltre 1 milione di pasti caldi in più. Noi poveri fanno parte di quel ceto medio che è monostipendio, con famiglie monostipendio, che fino a 10-15 anni fa riuscivano ancora a garantire un livello di vita decorosa, dignitosa, a garantire anche gli studi ai figli e quindi un tenore di vita insomma appunto da ceto medio. Il Covid ha messo allo scoperto invece una fragilità che era già in atto. Il governatore Renato Schifani ha promesso tempi brevi per lo snellimento della burocrazia. L'ho chiamata e ho intimato con garbo di fare subito. Non c'è, questa è priorità assoluta. Purtroppo, cari amici, il Presidente della Regione si preoccupa anche di questo. Lo faccio con determinazione, con convinzione, anche se vado al di là del mio ruolo, però certe volte io dico spesso agli amici, devo fare il caporale, il sergente, il maresciallo, il maggiore, il colonnello e poi il generale a me non piace, poi il Presidente della Regione. Nel processo d'appello a Don Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado, lo ricordiamo, per violenza sessuale su minori, i riflettori si spostano adesso dalla figura dell'imputato al ruolo dei giornalisti. In aula a Caltanissetta uno dei legali del sacerdote punta il dito contro la stampa, accusandola di aver inquinato il processo, un attacco che riapre il dibattito sul confine tra diritto di cronaca e tutela degli imputati. Gerry Italia.
Doveva essere un processo di secondo grado per valutare fatti, testimoni e prove, ma l'udienza di ieri a Caltanissetta si è trasformata in qualcosa di più, un attacco frontale alla stampa, accusata in aula non di raccontare ma di condizionare. È il caso di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori. Secondo l'avvocato Denis Lovison del Foro di Ferrara, la condanna sarebbe il frutto di una campagna mediatica ostile, capace a suo dire di influenzare l'intero processo. Durante l'inchiesta e successivamente nel corso del processo di primo grado sono stati 6 giornalisti querelati dai legali del sacerdote, tutti accusati di diffamazione e di aver divulgato atti coperti da segreto. Le denunce tutte archiviate, ma il messaggio simbolico resta: la stampa avrebbe esercitato un'influenza tossica sul procedimento, un'accusa pesante che mette in discussione il diritto di cronaca, la trasparenza dei processi e il ruolo dei media nel raccontare fatti di interesse pubblico, soprattutto quando si parla di reati gravi come quelli contestati a Don Rugolo. Nell'udienza di ieri poi l'altro legale del sacerdote, l'avvocato Antonino Lizio, ha duramente criticato la sentenza a senso unico, contestando l'intera ricostruzione. Secondo Lizio non sarebbe stato Rugolo a inviare nei gruppi WhatsApp in cui c'erano anche adolescenti foto ritenute oltre che oscene anche blasfeme, ma altri soggetti non chiaramente identificati. La prossima udienza è fissata per giovedì 12 giugno con le repliche del pubblico ministero. La sentenza è attesa per il 17. Adesso una breve pausa, poi parleremo di calcio, del Palermo e delle siciliane di Serie C. A tra poco. Eccoci al calcio, è fatta. Filippo Inzaghi entro domani sarà ufficialmente l'allenatore del Palermo. Il tecnico ha rescisso con il Pisa e ora è libero di firmare per il rosanero. Marco Gullà. Risoluzione contrattuale con il Pisa e adesso pronto il biennale con il Palermo. Pippo Inzaghi entro domani sarà ufficialmente il nuovo allenatore dei rosanero. L'accordo è sempre quello, un contratto biennale con opzione per il terzo in caso di Serie A e al Pisa andrebbero circa 700.000 euro. Tutto fatto quindi con l'ex bomber in vacanza a Formentera che potrà a breve fare mercato insieme al direttore sportivo Carlo Osti. Inoltre Inzaghi avrebbe voluto con sé alcuni dei suoi come Tramoni e Moreo, ma dopo aver valutato la rosa del Palermo ritiene di poterne fare serenamente a meno. La risoluzione del contratto che legava ancora Inzaghi al Pisa per altri 2 anni è stata tutt'altro che semplice. Tra silenzi e malumori, soprattutto da parte della tifoseria pisana, si è anche ipotizzata una soluzione alternativa, lo scambio con un calciatore del Palermo, ma le parti non sono mai riuscite a trovare un nome gradito a entrambe le dirigenze. Una telenovela che si conclude quindi con il lieto fine. Inzaghi sta già comunque parlando con Osti per affrontare il tema mercato che verosimilmente inizierà a decollare in questi giorni. Tempo di programmazione per le siciliane in Serie C. Il Catania attende l'arrivo del presidente Pelligra, previsto domani e da venerdì. Fitto calendario di incontri. A Siracusa e Trapani invece sono giorni di riflessione. Francesco Triolo. L'arrivo del presidente Pelligra in città previsto per domani aprirà di fatto la programmazione del Catania per la prossima stagione. Torre del Grifo, squadra e mercato, organizzazione sono i temi degli incontri già fissati in cui il proprietario del Catania dovrà dare il via libera. Per prima cosa Pelligra parlerà con l'allenatore toscano, poi si dovrebbe procedere all'ufficializzazione e alla presentazione di Alessandro Zarbano come nuovo direttore generale. Quindi il mercato e il ruolo da affidare a Ivano Pastore. Il nodo mercato è uno dei più complicati perché il Catania è sempre alla ricerca di un direttore sportivo e rischia di partire per il ritiro di Norcia con una trentina di giocatori, compresi quelli in esubero. Tello, Giuperini, tanto per dirne un paio. Occorre un piano di uscita e al tempo stesso spegnere le sirene per alcuni punti di forza come Roberto Inglese, con il quale si dovrà parlare del rinnovo del contratto. A Trapani sono giorni di riflessione con il momento di ricostruire affidato a Totò Aronica. Servono almeno 2 difensori, Celiento appare l'unica conferma e rientrano intanto Bolcano e Cristini. In mezzo al campo servono rinforzi soprattutto sugli esterni, mentre l'attacco necessita di una sorta di mini rivoluzione con almeno l'arrivo di un attaccante esperto della categoria. Anatriello, rientrato al Bologna, potrebbe andare alla Casertana. Giorni di riposo apparente per il Siracusa, la stagione azzurra si è appena conclusa e per la programmazione della prossima occorre attendere l'incontro tra dirigenza e tecnico previsto per la fine della settimana.
Il Tribunale di Messina ha accordato il ricorso allo strumento di regolazione della crisi proposto dall'ACR Messina per scongiurare il fallimento richiesto dalla Procura. Il club giallorosso aveva chiesto una proroga per presentare un piano con la ristrutturazione del debito, riservandosi di produrre ulteriori documenti. Al vaglio del Tribunale sarà anche l'eventuale decisione di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon pomeriggio, vi lascio all'appuntamento con il Sindaco.